Obiettivo: abbassare i toni, tenere unito il centrodestra e cercare di allargare la platea della maggioranza. Sono gli elementi emersi da una serie di incontri che si sono svolti ieri a Catania, nell'area del centrodestra che sostiene il governo regionale, dopo le polemiche che hanno fatto seguito al voto in aula sui grandi elettori per il Quirinale. Polemiche che hanno visto un azzeramento sui social della giunta regionale, poi annullato o quantomeno rinviato. Ieri il primo incontro al Pala Regione, dove il governatore Nello Musumeci e il leader di Forza Italia e presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè si sono confrontati per un'ora. Un appuntamento definito franco, cordiale e costruttivo. I due invece avrebbero messo a fuoco le divergenze caratteriali, rimbalzandosi le responsabilità e analizzando i motivi che hanno condotto alla crisi di governo in atto. Ho iniziato con Gianfranco Miccichè di Forza Italia, spiega Musumeci, gli incontri con i segretari della maggioranza che sostengono il mio governo. Era giusto iniziare con Forza Italia, che è il partito maggiormente rappresentato. Nei prossimi giorni, prima della fine di questa settimana, incontrerò ciascun segretario di tutti i partiti della maggioranza e poi seguirà una riunione collegiale. Dopo il governatore, Miccichè ha incontrato il leader degli autonomisti Raffaele Lombardo, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Raffaele Stancanelli, il sindaco di Catania e coordinatore di Fratelli d'Italia per la Sicilia occidentale Salvo Pogliese e Nicola D'Agostino, deputato regionale di Sicilia Futura, un tour da esponenti della maggioranza. Il centrodestra, osserva Stancanelli, deve essere unito, lavorando per rafforzarsi e ampliarsi. Gli fa eco Lombardo. Mi dispiacerebbe che adesso tutto saltasse a gambe per aria, sarebbe opportuno far raffreddare il clima surriscaldato. Per questo l'ex governatore si dice impegnato a far abbassare i toni e a verificare nei prossimi giorni come può evolvere la situazione. Nello Musumeci ha pensato di poter avere rapporti soltanto con i suoi assessori e non con i partiti della sua maggioranza, ma adesso sembra che la situazione stia per cambiare, ma bisogna attendere l'elezione del Presidente della Repubblica. Nel centrodestra resta tuttavia l'incognita rappresentata dal sindaco di Messina Cateno De Luca, che proprio ieri ha presentato le sue dimissioni con il proposito di candidarsi alla presidenza della regione in contrapposizione con Musumeci, che continua ad allontanarsi dai due obiettivi: essere ricandidato e tenere compatta la squadra che provvide a farlo eleggere 4 anni e mezzo fa.